ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce il sol che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Pace nel Signore, buongiorno a tutti, che benedizione poter essere con voi stamattina. Gloria a Dio per questa opportunità, per il privilegio che ci dà il Signore di essere insieme lodando il nome santo di Gesù, nome che è al di sopra ogni nome. Benvenuti a tutti. Questa è la preghiera del mattino, un programma della CEA Adamit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E noi siamo qui insieme per lodare, benedire
il nome del Signore nostro Salvatore. Gloria a Dio. Io sono il pastore Victor Lopez, e la grazia e bontà di Dio sono il pastore della Chiesa a Firenze, in Italia, del coordinatore della missione dell'Arca Missionaria in Italia, e sono il missionario qui per la gloria di Dio. Sono contento di poter servire la Chiesa del Signore e essere qui una mattina in più con voi. Se avete le richieste di preghiere, mandatemi. Abbiamo il numero 351 360 4320. Questo è il nostro canale di WhatsApp, che tu puoi mandare la tua richiesta e anche testimoniare. Potete testimoniare, mandare la vostra il racconto, no? di tutto ciò che il Signore ha fatto e sta facendo nella tua vita tramite la preghiera. Gloria a Dio, che benedizione poter essere qui con voi, che gioia, perché il Signore è veramente buono. Se tu ancora non conosci la nostra missione, io disponibilizzo anche per voi gli indirizzi dei nostri profili su Instagram. C'è Adamit settore 01, c'è Adamit settore 02 e c'è Adamit settore 03. Vorrei approfittare che sto presentando i profili di Instagram e mandare un saluto, un abbraccio grande ai nostri cari fratelli dei nostri settori ecclesiastici, i nostri missionari. Che Dio benedica pastore Davide, missionaria Lia, che Dio benedica missionario Marco Lillo, la missionaria Denisa, missionaria Jamile, missionaria Carminha. Un abbraccio ai fratelli missionari di Legnago, Verona, Giovanni, Dariana, che il Signore vi benedica, e tutti i nostri fratelli che congregano in ogni base missionaria, sia a Montescherboli, Pisa, sia a Scandici, Verona, o sia Scandici, Verona, Firenze, Centro. Un abbraccio grande a tutti voi. Amen. Fratelli, è tempo di pregare, perché i tempi non sono facili, sono difficili. La parola del Signore si sta compiendo nella nostra vita, nella vita delle persone. Vediamo nel mondo tutto ciò che sta succedendo, tempi molto difficili, ma che abbiamo bisogno di stare attenti, perché il giorno del Signore è vicino. Il giorno del Signore è vicino e abbiamo bisogno di stare attenti, pronti, con le lampade accese, ma senza correre rischi, senza rischiare di non avere questa lampada accesa. Ci sono persone che hanno la lampada accesa, sono, come Tizio, una benedizione, c'è la lampada accesa. Ma la Bibbia dice nel capitolo 25 di Matteo, nella parabola delle vergini, che lo sposo è attardato, lo sposo non è, loro dovevano aspettare, quelle vergini dovevano aspettare, e per causa di quell'attesa la Bibbia dice che 5 di loro non avevano riserva, e per causa di non avere riserva la lampada loro doveva spengere, perché non avevano come mantenerle accese. Invece quelle altre, pur avendo le lampade accese, avevano riserva per mantenere le lampade accese. Fratelli miei,
Cosa significa questa parola? Significa che dobbiamo essere pronti per l'avversità. Ci sono persone che hanno una lampada accesa, ma che bello, guarda, ah, quella fede, ma la costanza dov'è? Ci sono persone che mi vedono tramite questo canale, io dico sempre, fate attenzione a chi sentite. Io sono un pastore, ho un ministero per la grazia di Dio, ho la mia famiglia, abbiamo responsabilità in chiesa con una missione o un pastore, perché a volte ci sono persone che si mettono davanti a una camera per parlare quello che pensano. Ma parliamo la parola di Dio. La parola di Dio è che vale. Nel capitolo di Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 58, l'Apostolo Paolo parla ai Corinzi che erano gentili e per causa della vita che loro avevano, dovevano fare un percorso che ci voleva rinuncia, ci voleva una vita diversa, come Paolo ha scritto ai Romani, camminare in novità di vita. Ma lo stesso Paolo parla alla chiesa di Corinto, ai fratelli di Corinzi, in seconda Corinzi, lui parla mamma mia, oggi no, la mia Bibbia ho questo coltellino. Allora, vi dico il testo dove si trova. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58. Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vorrei lasciare questo versetto, dopo alla fine mediteremo su Salmo, ma sentivo una responsabilità di dire ai fratelli che non basta avere la lampada accesa. Questa lampada può soffiare un vento e spengerla. Alleluia! Questa lampada può essere che l'olio che stia dentro non sia sufficiente per mantenerla accesa fino alla fine. Avere la fiamma accesa è importante, ma avere il modo di mantenerla accesa fino alla fine è essenziale. È essenziale perché se noi abbiamo una bella fiamma, una bella lampada, ma domani è spenta, di che vale? Di che vale avere questa lampada? Di che vale avere una storia perché un giorno la mia lampada era accesa? Un giorno io facevo, un giorno io così, cosà. Ci sono persone che stanno con queste storie. Ripeto il versetto di Paolo ai Corinzi. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi
quelle vergini, 10 vergini, 10, 5 prudenti e 5 che non erano prudenti. Matteo capitolo 25 dice così la parola del Signore. E la Bibbia dice che verso mezzanotte, capitolo 25, versetto 6, verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelli andavano a comprarne, versetto 10, mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelli che erano pronti entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Alleluia. 10 vergini, tutti avevano la stessa possibilità, tutti hanno avuto lo stesso invito, tutti hanno avuto le lampade, tutti volevano partecipare delle nozze dello sposo, ma di quelle 10, 5 avvedute non avevano soltanto la lampada. Dobbiamo stare pronti per i giorni cattivi, difficili. Dobbiamo essere pronti, saldi, come Paolo ha detto ai Corinzi. La tua casa è edificata sulla roccia? Ci sono persone che stanno dicendo: ah, ma io avevo la lampada accesa, io pregavo, io predicavo, io servivo, io sono stato missionario, io sono stato pastore, Dio ha parlato così. Ma fratelli, di che vale ciò che Dio ha parlato se tu non sei nella posizione precisa che Dio vuole? Alleluia. Quando si levò il grido, tutti si svegliarono. È vero che noi tutti siamo in questo mondo, ma dobbiamo combattere, fratelli. Per mantenere la fede, Paolo ha detto: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la strada, ma ho custodito la fede. Ci sono persone che hanno una fede e noi siamo salvati per fede. Ma questo è sufficiente? O questa fede genera in noi una costanza, una saldezza? A volte noi, ieri parlavo con Anna Maria e parlavamo su questo, no? Sui nemici. Ma Paolo ha detto che i nostri nemici non è carne né sangue. Paolo ha scritto agli Efesini, capitolo 6, perché a volte noi pensiamo: quella persona mi ha offeso, mi ha fatto male, mi ha detto così, è il mio nemico. No, è tuo fratello, perché i fratelli si offendono pure. Fratelli litigano,
si picchiano pure, i bambini a volte litigano, si picchiano, ma non lasciano di essere fratelli, perché non esiste ex fratello. È fratello sempre. È un fratello ribelle, è un fratello duro, è un fratello noioso, è un fratello carino, ma è sempre un fratello. È un fratello malato, con problema, ma è un fratello. Il nemico abbiamo uno e questo è abbastanza. Non abbiamo bisogno di più. E Paolo ha scritto agli Efesini nel capitolo 6, versetto 12, lui dice: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È questo il nostro combattimento. Non combattiamo, fratelli, con i nostri fratelli, combattiamo con il diavolo, perché cerca di togliere di tirare la nostra attenzione verso il Signore, perché l'Apostolo ha scritto agli Ebrei, capitolo 12, versetto 2, dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Versetto 3 dice: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Versetto 4 dice ancora: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Versetto 5: e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Versetto 7 di Ebrei 12. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi, non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio,
che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, e che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti, sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta alla parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca il monte sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione della miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra. Molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or, questa ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelli che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Alleluia! Fratelli, quelle vergini che non avevano riserva di olio tornarono con una riserva. Hanno bussato la porta, ma la porta non è stata aperta. Non perdete tempo. Non perdere tempo in essere avveduto, perché dobbiamo avere gli occhi fissi su Gesù. La vita cristiana è una vita diversa. Siamo trasformati da questo Signore. È da questo Signore. Perché dobbiamo essere imitatori di Cristo. Alleluia. Preghiamo, fratelli. Sono molte richieste di preghiere. Abbiamo molto bisogno di pregare. Non preghiamo per i nostri nemici, quelli, per questo nemico che mi fa male. No, lascia questo, perché tu sei edificato su una roccia. Sopportiamo uni agli altri in amore, perché il nostro vero nemico non sono le persone. Il nostro nemico è il nemico della nostra fede, dove vuole imbrogliarci. Lui vuole imbrogliarci
perché noi rimaniamo lì senza riserva, senza costanza. Siamo solo un momento. Ci sono persone che sono solo quel momento. Ah, guarda oggi che benedizione è questa persona. Domani è una benedizione? No, è un problema. Un'altra settimana, una benedizione. È così, oscillante. Parti con Gesù in una costanza. Preghiamo, fratelli, per Massimiliano, fratello Massimiliano di Legnago, Verona, per la sua famiglia, Luca, suo padre. Preghiamo per loro, mi ha chiesto preghiera. Preghiamo per tutti gli altri fratelli che hanno bisogno, hanno un'emergenza. Questa preghiera del mattino è un pronto soccorso. Sai quando uno arriva in ambulanza e aiuto, e questo ha sofferto un incidente. Qui il Signore vuole trattare. Il medico Gesù è qui per trattare chi arriva in questo pronto soccorso. Però nel pronto soccorso c'è l'emergenza. I medici fanno l'emergenza, dopo che loro cercano di preservare la vita, perché il principale è mantenere la vita di quella persona, loro cominciano a trattare la causa di quella cosa. Io non so cosa ti ha portato in questa preghiera. Ci sono persone che sono qui in questa preghiera per una costanza spirituale, perché vogliono avere una vita spirituale costante in preghiera, ma ci sono persone che sono entrati qua e che stanno vedendo questa preghiera per un'emergenza, e qui è posto di emergenza pure. Ma il Vangelo non è solo questo, una soluzione momentanea. Il Vangelo è una soluzione eterna. Eterna. Sta scritto: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Quindi questa soluzione il Signore vuole operare nella tua vita costantemente, non solo un giorno. Darti una vita trasformata. Amen? Quindi preghiamo per i nostri fratelli, per ogni responsabile. Vorrei chiedere preghiera per tutti i responsabili delle basi missionarie, perché i fratelli che si disponibilizzano a fare l'opera di Dio di evangelizzazione sono in prima linea nella guerra, e loro soffrono molti attacchi, e abbiamo bisogno di intercedere per questi fratelli perché siano saldi, costanti e abbondanti. Fratelli missionari, pastori, io mi rivolgo a voi stamattina, in questo momento, apro questo parentesi, in questa preghiera di oggi, per incoraggiarvi a non mollare, perché siete principi di Dio sulla terra, combattendo contro i principati, non contro i fratelli, ma contro i principati, che vuole oscurare la mente e trascinare le persone alla morte. Ma avete un compito duro, ma vi incoraggio stamattina dicendo: il Signore è con voi. Sabaoth è il suo nome, il Signore degli eserciti. È Lui, il generale, che è insieme a voi nella linea principale di questa guerra. È vero che nella schiera eravate dietro e vi siete messi disponibili, e è gradito al Signore la vostra disponibilità, e il Signore vi ha messo nella linea davanti. Non siamo, come Paolo ha detto, non sono apostolo per volontà mia, ma per volontà di Cristo.
Quindi siete missionari, operai per volontà di Cristo. Vi siete messi disponibili e Lui vi ha messo nella linea davanti. Missionari cari, non mollare, non desistere, ma vi rivestite di coraggio, di forza, di animo, di spiritualità. Come Paolo ha detto agli Efesini 6:10, rivestitevi di tutta l'armatura di Dio. Io vi incoraggio, seguite, perché il Signore è con voi. Preghiamo, fratelli, per ogni responsabile delle basi missionarie, per i pastori, per i missionari. È biblico questo. Pregate per i vostri e le vostre guide spirituali. Pregate. La Bibbia parla di pregare per i pastori, pregare per i ministri. Abbiamo bisogno di pregare perché quelli che hanno responsabilità con i cantici, quelli che hanno responsabilità con la distribuzione, i diaconi, Signore, preghiamo perché Dio possa preparare gli uomini per esercitare la funzione, il ministero, non è la funzione. Una funzione è una cosa, il ministero è un'altra. Il ministero di diacono. Preghiamo per gli uomini che Dio prepari, sia pieno di Spirito Santo, possa seguire le caratteristiche bibliche, perché qui c'è un modo, non è questo fratello è bravo, no, non è essere bravo. C'è un modello per i diaconi, per i pastori, per i missionari, c'è un modello. Quindi non è essere bravo, è il modello biblico per essere un diacono. Quindi che Dio possa preparare questi uomini nel modello biblico, nel suo modello, perché loro possano sviluppare il ministero di diacono in chiesa. Abbiamo bisogno di diaconi a Firenze, a Scandici, a Verona, a Pomarance, a Pisa. Abbiamo bisogno di diaconi, uomini pii. Amen? Preghiate per questo. Vi chiedo preghiera che Dio possa formare, preparare uomini pii per il ministero di diacono. Amen? Padre Santo, in nome di Gesù siamo qua nella tua presenza. Gloria al tuo nome in eterno, Signore. Tu che sei Dio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Tu che governi le stelle, i pianeti, Signore, tu che governi il mondo, tu che governi, Signore, ogni cosa, tu che sei l'Eterno, tu che sei Yeshua HaMashiach, tu che hai creato tutto, tu sei Adonai. Ti prego, Signore, stamattina di perdonare i nostri falli. In nome di Gesù, ti preghiamo per tuo Figlio, perché ci hai dato per perdonare i nostri peccati. Perché il Figlio dell'uomo, come dice la parola, è potente per perdonare i peccati. È venuto se non per perdonare i peccati. Grazie perché ci hai perdonato i peccati. E ti prego, Signore, di farci restare saldi, costanti e abbondanti sulla tua via. Perché non veniamo a vacillare né a destra né a sinistra, ma che possiamo camminare diritto sulla tua presenza. Oh Signore, in nome di Gesù, vorrei chiederti, Signore,
di aiutare ognuno qui che è presente. Siamo nella tua presenza e siamo nel pronto soccorso di Dio. Il pronto soccorso di Dio. E ognuno è qui in questo pronto soccorso con una causa, con un perché. Massimiliano, Luca, Mirella, Nemesis, Dariana, la Lia, la Jamili, la Milvia e gli altri che non vedo. Ognuno è qui davanti a te nella sala rossa emergenziale. E tu sei il dottore, tu sei il nostro soccorso, la nostra emergenza. Il salmista ha detto: alzo i miei occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, di Adonai, che ha fatto il cielo e la terra. Signore, a chi ci rivolgeremo? A chi cercheremo? Tu hai, Signore, soluzione per ogni causa. La tua parola dice che un giorno per te è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Una parola tua oggi, Signore, quel cuore duro si rompe. Una parola tua e quella situazione è risolta. Una parola tua e tutta la radice di amarezza si scioglie. Fa sciogliere ogni radice di amarezza nei cuori, Signore, delle persone che sono qui con noi in diretta, delle persone che ci vedono su questa piattaforma. Fa sciogliere ogni radice di amarezza e ci dà un cuore come un cuore di bambino. Insegnami a amare, insegnami a perdonare, insegnami a accettare. Oh Signore, insegnaci, perché abbiamo bisogno di imparare da te. Perché noi a volte diciamo: io sono fatto così. Signore, noi non siamo fatti così. Il mondo ha aggiunto in noi delle sue caratteristiche che non vanno bene, ma siamo nelle tue mani e ti preghiamo. Togli di noi, Signore, ciò che non ti piace e aggiunge in noi del tuo spirito le caratteristiche di un cristiano vero. Se uno ci ha fatto male, ci ha parlato male, ci ha parlato di nascosto, ci ha sparlato, Signore, vogliamo perdonare questa persona. Se uno ci ha offeso, Signore, vogliamo perdonare questa persona. Se uno ci ha defraudato, Signore, vogliamo perdonare questa persona. Perché non è nostro nemico, è nostro fratello che nella sua debolezza ci ha ferito, ma è il nostro fratello. Ci fa avere un cuore come dei bambini, ma un cuore come del babbo del figlio prodigo, che ha fatto festa nel ritorno, nel ravvedimento del suo figlio. Ma il figlio, il fratello, invece era arrabbiato, non vedeva giusto che noi non abbiamo questo atteggiamento del fratello del figlio prodigo, ma che noi possiamo avere, Signore, un cuore come del babbo del figlio prodigo. Oh Padre, dacci un cuore come il tuo cuore, che nonostante eravamo peccatori, tu
Cristo sei morto per noi. Tu potevi dire no, se loro si ravvedono io mi sacrifico. Ma tu non hai fatto così. Tu sei sacrificato per tutti. Tu sei salito sulla croce per tutti. Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito, per chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Signore, ci fa capire l'essenza dell'amore fraterno, dell'amore cristiano. Ti prego, Padre, in nome di Gesù, di esaudire la nostra preghiera, di soccorrere questa anima, questo cuore, questa mente che stamattina è così disperata, agitata, senza equilibrio. Un'angoscia fa, Signore, uscire questa angoscia e ci fa, Signore, godere della tua pace. Soffia un vento dentro di noi, un vento di pace. La tua pace stabilisce nella nostra vita, Signore. È vero, sì, ci rattristiamo, ma non rimarremo amari, non rimarremo nella tristezza. La Bibbia dice, iratevi, ma non peccate. È vero, noi sentiamo gli impatti, sentiamo i dolori, sentiamo tutto, ma non pecchiamo. Perché non siamo dominati dal peccato. Eravamo in un tempo, ma adesso non più, perché siamo liberati. Non siamo più schiavi del peccato, ma siamo servitori di Cristo perché abbiamo lasciato il peccato per servire a Cristo. Chi non ha fatto così serve ancora al peccato, perché è impossibile non servire a Cristo. È impossibile uno che non vuole servire a Cristo non servire il peccato. No, io non servo a Cristo, ma neanche sono peccatore. È impossibile, perché tutti noi dobbiamo avere e abbiamo un Signore, ma decidiamo a chi serviremo, se al peccato che al mondo o se a Cristo che ha vinto il peccato, ha vinto il mondo, ha vinto la morte. Alleluia. Ti prego, Signore, di intervenire nella vita di Massimiliano, rendendolo trasformato, cambiato. Ti prego per i miei fratelli, missionari, pastori, quelli che sono in Umbria, in Toscana, nel Veneto, in Lombardia, Signore, in Piemonte, in Friuli, in Alto Adige. Signore, ti prego per le 22 regioni, Signore. Ti prego che tu possa operare, che tu possa fare, che tu possa spronare questi uomini e queste donne nella preghiera, parole e evangelizzazione. Signore, aiutaci. Ti prego per i nuovi fratelli che si sono battezzati, la sorella Elisabetta, la sorella Caterine, il fratello Domenico. Ti prego per loro, Signore, perché possano essere saldi, costanti e abbondanti nella tua opera e nel tuo regno. Benedice il progetto Non Sei Solo, benedice i nostri fratelli che contribuiscono per questa opera. Ognuno che offre, ognuno che fa la sua offerta, il suo sacrificio per mantenere la missione, che tu possa ricompensarli in nome di Gesù, Padre. Ti prego per quelli che vengono da noi per prendere il pacco alimentare, per ogni responsabile del pacco alimentare nelle basi, che possiamo avere un cuore gioioso, donatore, allegro, generoso soprattutto, amorevoli per la gloria del tuo nome. Grazie, Signore. Ti prego per la sorella Arter, per la sorella Milvia,
per la sorella Anna Maria che cominceranno la classe di italiano, per gli alunni iscritti, che tu possa operare qui, Signore. Che il tuo nome sia glorificato e che grandi miracoli succedano tramite quest'opera. Ti ringraziamo in nome di Gesù. In nome di Gesù. Amen. Alleluia. Leggiamo, fratelli, un salmo che oggi meditiamo su Salmo 7. Salmo 7 è la nostra meditazione di oggi. Ó Signore, Dio mio, in te confido. Salvami da chi mi perseguita, liberami, affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia, lacerandola, senza che alcuno mi liberi. Ó Signore, Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andare libero colui che mi era nemico senza ragione. Il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga. Calpesti al suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. Ergiti, ó Signore, nell'ira tua, innalzati contro il furore dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio, l'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra d'essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli, giudica me, ó Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, perché sei il Dio giusto che conosci i cuori e le reni. Dio è il mio scudo. Egli salva gli uomini retti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. Dispone contro di lui strumenti di morte. Le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli ripiomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Amen. Dio è un giusto giudice. Dio è il mio scudo. Che possiamo, fratelli, fare attenzione a questo salmo, perché Dio conosce noi e conosce gli altri. Non so quanto siamo qua in diretta, ma pensate che Dio non è un Dio unico per me, Lui è unico per tutti noi. Lui non è solo mio Signore, ma è anche tuo Signore. Dio non è solo mio Padre, ma è anche il tuo Padre. Quindi non possiamo pensare che ci saranno privilegi. No. Dio è un Dio giusto. Lui affila la spada e ha la freccia nel suo arco pronta. Quando quelle vergini bussarono alla porta, la risposta è stata: andate via.
non vi conosco, non potete partecipare. Versetto 11 del capitolo 25 di Matteo. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, apriti. Versetto 12. Ma egli rispose: Io vi dico in verità, non vi conosco. Il Signore è giusto. Approfittiamo la misericordia. Approfittiamo questo momento che ci dà il Signore per ravvederci, per presentare a Lui la nostra vita cambiata. Perché quando la porta chiuderà, e chi è la porta? È Gesù. E questa porta è aperta e possiamo entrare per Lui. Sta scritto, Giovanni capitolo 10, versetto 9. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. La porta è aperta e chi entra troverà alimento, sarà saziato, sarà curato. Ma un giorno questa porta chiuderà. Perché il Signore è con il suo arco pronto e con la sua spada pronta. E ci sta dando opportunità perché non siamo distrutti con il nemico della nostra anima. Lui ci sta dando opportunità e che possiamo approfittare questa opportunità. Fratelli, che Dio vi benedica. Vorrei dirvi che ogni martedì e ogni giovedì abbiamo il progetto Non Sei Solo nella nostra base a Firenze. Il progetto funziona dalle 10 fino a mezzogiorno, dopo abbiamo una pausa, torniamo alle 2 fino alle 18:30, dalle 14 alle 18:30. E nella nostra base, sulla base a Scandici, il progetto è ogni mercoledì dalle 9 alle 14. Abbiamo di mezzogiorno la mensa e nel periodo abbiamo la distribuzione di vestiti e avremo più avanti la distribuzione anche degli alimenti a Scandici. Se tu sei di un'altra base missionaria, sei di Pomaranche, sei di Pisa, sei di Legnago, cerca i missionari della tua base e diglieli: voglio partecipare del progetto, voglio essere un volontario del progetto. E lì ci sarà un giorno del progetto e tu potrai aiutare, servire al Signore, non aiutare, servire al Signore. Amen? A tutti anche che vogliono contribuire, sostenere il progetto missionario, la missione, abbiamo anche disponibile la coordinata per la tua offerta. Fa con gioia, che Dio ti benedica in nome di Gesù. Quindi abbiamo bisogno di lavoratori. Gesù ha sempre detto: la messe è grande e pochi sono i mietitori. Vieni a fare parte di questa missione con noi, vieni a lavorare per il Signore, a servire il Signore con noi in questi progetti dell'evangelizzazione. Oggi alle 10 comincia qua il progetto, mezzogiorno c'è la pausa, dopo alle 14 torniamo fino alle 18:30. E il 17 nella base di Firenze comincia la classe di italiano per gli stranieri.
condividete questa diretta, lasciate il vostro mi piace, like e iscrivetevi su questo canale. Fratelli cari, per favore, se ognuno di noi cerchiamo 10 persone, diciamo, ti prego, ti iscrivi su questo canale, noi arriveremo a 1000 iscritti. È un primo passo, perché YouTube deve vedere che questo canale è importante e quindi, vedendo questa importanza, tramite gli accessi, le ricerche, YouTube farà, disponibilizzerà il canale agli altri. Quando uno cercherà preghiera, parola, YouTube dirà: guarda che c'è questo canale. Come un prodotto loro fanno. Ma siamo qui a seminare la parola di Dio. Un abbraccio a tutti, che la grazia del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua famiglia, in questa Italia, oggi per sempre. Noi diciamo Amen. Un saluto anche ai fratelli che sono fuori Italia, che la benedizione del Signore sia su di voi. Tutti i miei fratelli che sono fuori Italia, in Europa, fuori in altri continenti, che Dio vi benedica in nome di Gesù nostro Signore. Alleluia.